Ci dispiace, era uno di noi. Fumo e fiamme, poi un rogo che non ha lasciato scampo. È morto carbonizzato nella sua abitazione di via Priula Gabriele Cappellato, 67 anni, muratore di Civè in pensione. Erano da poco passate le 23 quando i vicini, insospettiti da un forte odore di fumo, si sono affacciati alla finestra e hanno visto le fiamme. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Mestre, Cavarzere, Chioggia e piove di sacco, ma per Gabriele Cappellato non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato trovato dai soccorritori senza vita, accasciato sul pavimento del piano terra dell'abitazione. Una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, ma quel che è certo è che il 67enne al momento dell'incendio era da poco rientrato in casa. Come ogni sera, infatti, era rimasto fino alle 22:30 al bar del paese a giocare a carte con gli amici di sempre. Giocavano nel bar qua in centro a Civè. Tutti i pomeriggi e anche la sera si trovavano a giocare a carte. Anche ieri sera fino alle 10:30 era a giocare a carte e poi è andato a casa. Sì, ho sentito stamattina. Ieri sera ho sentito i pompieri passare, dopo non ho sentito niente e stamattina ho visto sul telefono, insomma. Una frazione sconvolta, quella di Civè. Gabriele Cappellato, infatti, era cuore della comunità. Per passione, cantante e musicista, con la sua pianola animava le feste di paese, una tradizione a cui non poteva rinunciare. E anche con la Proloco collaborava, faceva musica, era DJ del nostro. Quando facevamo la festa a Panoccia, in settembre era un punto forte per noi.